Allora, andiamo da Carrère, riconoscimento, assegno sociale, maggiorazioni sociali, anche qui che cosa stiamo parlando? Qui il caso è di una famiglia, un pensionato di 85 anni, invalido al 100% e anche con difficoltà a muoversi. Viene il coniuge, la moglie, viene perché dice non ce la facciamo, è impossibile che questa possa essere la nostra pensione. Allora facciamo il controllo sulla pensione del signore, ci accorgiamo che da 3 anni non percepiva la 14ª, che ne aveva diritto, perché ne aveva diritto. Inoltre, siccome percepiva gli assegni familiari ma è diventato inabile e quindi è cambiata la situazione, e quindi da 10 euro diventavano 25 euro al mese. Abbiamo fatto la ricostituzione per anche gli assegni familiari oltre che per la 14ª, e ha avuto per lui un 3.500 euro di arretrati con 2 annualità della 14ª e più l'aumento degli assegni al nucleo familiare. Ma vista la situazione abbiamo detto: ma lei signora ha una contribuzione, perché visto che siamo al di sotto di attorno agli 8.000 euro di reddito, 8-9.000 euro di reddito, ci potrebbe essere la condizione, e vista l'invalidità del marito, per chiedere l'assegno sociale per lei. E quindi abbiamo verificato, non avevano patrimonio, non avevano soldi, sono in affitto il comune, e quindi abbiamo fatto la richiesta di assegno sociale per il coniuge, e infatti è arrivato non l'assegno sociale intero 450 euro, ma 235-240 euro, perché in parte il reddito del marito viene tenuto in considerazione. E dopo di questo abbiamo fatto anche la domanda della maggiorazione sociale, quindi i 190 euro, quindi alla fine lui ha avuto quegli arretrati che ho detto prima, lei ha avuto 2.784 euro di arretrati e non aveva niente, e adesso invece ha 449 euro di assegno sociale e maggiorazione sociale. Un'ottima cosa, bravi anche lì. Andiamo veloci che il tempo vola. Abbiamo un altro caso, il recupero dell'incumulabilità e integrazione al minimo su pensione di reversibilità, sempre più complicato, però cifre, eccole qua, sempre più alte. Qua stiamo parlando di un recupero totale di 11.770 euro. A fronte di che cosa è successo? Allora, qui un lavoratore ha 2 figli. È morta la moglie, che i figli erano ancora minorenni. Il figlio maggiorenne studia all'università, e il titolare, il padre, insomma, non ha fatto la comunicazione che i 2 figli, perché l'anno successivo anche la seconda figlia è andata all'università, hanno superato i 18 anni ma sono andati all'università, perché la reversibilità spetta fino ai 18 anni. Certo. Però se si studia e si continua si ha diritto anche per gli anni successivi, fino al massimo a 26 anni. E abbiamo vista la situazione, perché gli era arrivata una comunicazione dell'INPS che lui non comprendeva, è venuto per quello al sindacato. Abbiamo detto: ma scusi un attimo, qui perché non ha fatto la comunicazione che i figli studiano, che deve avere? E infatti abbiamo fatto la ricostituzione, gli è spettata quindi tutti gli adeguamenti del caso, e dal 2020 al 23 11.700 che non è poca cosa. Arretrati. Andiamo velocissimi all'ultimo caso, chiedo della regia perché il tempo è veramente tiranno, però è un caso molto interessante, l'11°, perché il recupero totale è stato di quasi 38.000 euro praticamente, quindi 540 euro al mese, riconoscimento con titolarità della pensione di reversibilità per figlio maggiorenne inabile. Sì, qui velocissimo. È un caso gravissimo, perché allora, quando è deceduto il padre, il figlio era maggiorenne, aveva un'invalidità. In quell'occasione chi fece la domanda di reversibilità, non la nostra Inca ma un altro patronato, non richiese il riconoscimento anche per la quota con titolarità del figlio, perché lo riteneva maggiorenne e quindi non avente diritto. Noi, dopo parecchio tempo, la signora è venuta da noi a farci controllare la pensione, abbiamo visto questa situazione,
Abbiamo naturalmente chiesto, fatto la domanda, il figlio è stato sottoposto a visite mediche, accertamenti eccetera, ma alla fine è stato riconosciuto che ne aveva diritto fin da allora e quindi con gli arretrati, in questo caso quasi 38.000 euro di arretrati, un aumento di 500 euro. Quindi adesso si porta a casa invece che 1.860 euro ben 2.400 euro al mese, certo, insomma, certo, che è una bella, anche questa è una bella soddisfazione. Sì, certo. Grazie. Ci mancherebbe soltanto un caso, ma non abbiamo proprio tempo, quindi la battuta di chiusura, segretario. Sì, solo per... Vediamo le sedi intanto a video, prego. Sì, appunto le sedi, perché oggi qua abbiamo, diciamo, i riferimenti di Treviso e Venezia, ma tutte le sedi che trovate appunto sono ai telespettatori che in ogni sede, Padova, Vicenza, Verona, Belluno e Rovigo, ci sono rappresentanti del Senato pensionati che fanno la stessa identica attività. Una battuta finale, sì, per dire che probabilmente avanti col tempo, con le nuove tecnologie, forse l'INPS potrebbe cominciare a incrociare i dati e quindi, diciamo, consentire alle persone di fare meno ricorso alle richieste individuali, ma certo, avere qualche sistema automatico. Adesso, insomma, diciamo, la tecnologia consente di fare anche alcune operazioni che qualche anno fa non erano. Quindi speriamo che la cosa si avvii. Come avete visto, stiamo parlando di cifre ragguardevoli che in molti casi cambiano la condizione materiale di quella persona e di quella famiglia, quindi non stiamo parlando di stupidaggini, insomma. Quindi sarebbe utile che si cominciasse a ragionare appunto un percorso di questo, ma intanto noi facciamo il nostro. Ecco. Esatto, allora grazie allo SPCGL, grazie ai nostri ospiti Massimo Cestaro, Silvia Brisolin, Pier Giorgio Carrera di essere stati qui con noi, grazie a voi di aver partecipato, rivedete la puntata, ci sono tanti casi, ci sono tanti altri che non abbiamo avuto modo di raccontarvi. A questo punto andate presso le sedi, fatevi controllare la vostra pensione, male non fa. Buon proseguimento, grazie.